chiamo Giorgio Pattera, sono di Parma, sono laureato in scienze biologiche, sono giornalista pubblicista e mi sono interessato al problema chemtrails o scie chimiche che dir si voglia per caso, in quanto un carissimo amico e collega per altre motivazioni mi ha chiesto nell'ormai lontano dicembre del 2005 se accettavo di analizzare l'acqua piovana caduta in provincia di Milano che lui sospettava contenere delle sostanze che non dovevano esserci. Le abbiamo analizzate e abbiamo trovato quello che non solo non mi aspettavo e non ci aspettavamo di trovare, ma quello che non ci dovrebbe essere, e cioè una serie di elementi chimici sotto forma cristallina che nell'ambiente e soprattutto con le precipitazioni non dovrebbero assolutamente essere passibili di essere inalati o comunque ingeriti una volta che l'acqua piovana contamina le coltivazioni di vegetali o quant'altro dall'uomo, perché sono potenzialmente pericolose. Con questo nessun tipo di allarmismo o di catastrofismo, però quando si trova un 83% di quarzo in queste precipitazioni, io ritengo che non sia assolutamente accettabile una cosa del genere. Una volta appurato quello che c'era in queste acque piovane, io mi sono ricordato che molti anni prima mi erano arrivati un po' da tutta Italia dei campioni, sempre da analizzare, non di acqua piovana, ma di filamenti strani. Nell'ottobre 2001 un testimone oculare che raccolse questi polimeri in seguito al passaggio di uno stormo di aerei non identificati sul cielo di Roma mi mandò questi campioni che io analizzai e riuscì solamente a determinare la natura di questi filamenti come polimeri di probabile origine organica, non biologica, ma organica e per di più sintetica. Faccio una distinzione. Quello che è organico non è detto che sia biologico e viceversa, ma può essere anche sintetico. Mi spiego meglio. Il petrolio, ad esempio, è di origine organica perché sappiamo tutti come si è formato, ma non è biologico perché oggi nessun essere vivente, vegetale o animale, possiede del petrolio nella propria costituzione. Molti polimeri invece, pur essendo derivati organici, sono di sintesi, cioè l'uomo li ha fabbricati in laboratorio. La cosa si è ripetuta sia per i filamenti caduti ad Alessandria nel 2002, per gli stessi filamenti caduti ad Argenta a Ferrara nel 2003, per Mondovì nel 2007 e finalmente, come dicevo prima, nel nord Italia, tre quarti del nord Italia, tra il 5 e il 9 novembre del 2008, tra cui a Parma. Ecco, in questo caso la nostra fortuna è stata quella di avere una caduta di questi filamenti proprio in una zona, non su tutta Parma, attenzione, ma su un quartiere artigianale e industriale di Parma, dove stava lavorando uno dei nostri iscritti, un nostro consigliere. Io riuscì a prendere parecchi filamenti, parecchi campioni, li mise in un contenitore sterile, comprato in farmacia come vi avevo detto, e immediatamente analizzati. Bene, anche in questo caso questi filamenti che erano caduti dopo il passaggio, detto da molti testimoni, riferito da molti testimoni, di aerei, ad onor del vero devo dire che la zona in cui lavorava e lavora questo nostro iscritto è sì vicina all'aeroporto, però questo, se da una parte ai miscredenti può far dire ma gli aerei che sono passati prima saranno stati aerei normali, le persone che lavorano lì sanno distinguere un aereo in fase di atterraggio, un aereo in fase di decollo e un aereo con la livrea. In questo caso gli aerei erano molto più in alto nel cielo e non avrebbero avuto contrassegni di sorta. Al termine di questo passaggio, di questo andirivieni, si sono anzi depositati questi filamenti. Bene, a questo punto sorge la domanda: passa un aereo, che sia civile o militare, identificabile o no, passeggeri o cargo, quello che è,
Posso io collegare la caduta di questi polimeri, che sono polimeri, al passaggio di aerei? C'è un anello che manca. Se un aereo passa e sgancia queste cose deve avere un motivo, però il motivo non è sganciare il polimero, il motivo è sganciare un qualche cosa che è attaccato al polimero, per cui il polimero fa da vettore, come un paracadute supporta un essere umano o un carico, così questi aerei che si divertono a fare le scacchiere sui nostri cieli, per cui il cielo diventa bianco, questo lo possiamo vedere tutti, sganciano un qualche cosa che è attaccato a un qualche cos'altro. Allora il cristallo che noi poi rinveniamo nelle precipitazioni è quello dei metalli pesanti, appunto detto alluminio, bario, silicio, titanio, quarzo, eccetera. Il vettore è probabilmente questo polimero. Alcuni dei nostri rappresentanti al Parlamento italiano hanno fatto, dico, 7 interrogazioni parlamentari, 7 interrogazioni da parte di senatori o deputati di entrambi gli schieramenti. Bene, di queste 7 interrogazioni ad qualcuna non è stata data manco una risposta, a qualcun altro è stato risposto evasivamente, qualcun altro invece a telecamere cosiddette spente ha detto: dunque, quello che ho detto in Parlamento è questo, però io so che c'è dell'altro e c'è di più, però non posso farci nulla, non posso fare di più. Non solo, ma al Parlamento europeo sono state fatte altre 2 interrogazioni dai colleghi olandesi e dai colleghi tedeschi, stesso tipo di risposta. Noi comunque il 30 gennaio del 2007 abbiamo inviato una ricca documentazione e l'abbiamo inviata alle seguenti istituzioni per quanto riguarda Parma: all'ARPA, Azienda Regionale di Protezione Ambientale, alla provincia, al comune, all'USL, all'università, alla Lega Ambiente, al WWF, alla prefettura, alla protezione civile e in più agli organi di informazione, la Gazzetta di Parma, l'Informazione, Polis, la Voce di Parma, Parma 2000, Parma che verrà, Gazzetta di Reggio Emilia, l'Informazione di Reggio Emilia, il Giornale di Reggio Emilia, la Libertà di Piacenza, la Voce di Cremona, la Gazzetta di Mantova e la Voce di Mantova. Bene, non ci ha risposto che l'ARPA di Parma, dicendo che non è di sua competenza andare ad acchiappare le nuvole per vedere cosa c'è dentro. Io adesso l'ho sintetizzata scherzando, ma il concetto è quello. Allora io mi sono un pochettino stancato e ho chiesto personalmente un incontro con l'assessorato all'ambiente del Comune di Parma. La prima cosa che mi ha detto l'assessore è: ma avete avvertito l'ARPA? E noi abbiamo detto sì, non è che avessimo bisogno che ce lo dicesse lei, è la prima autorità che... E cosa vi ha risposto? E ci ha risposto questo, gliel'ho fatto vedere. Dice: ma è incredibile, ma adesso vedo di attivarmi io. Si è attivato, non si è attivato, sta di fatto che dopo un anno non ho più sentito niente. Ho riscritto di nuovo un'email all'assessorato ambiente del Comune di Parma, il quale mi ha risposto: la ringraziamo degli auguri. Per quanto riguarda il problema delle scie chimiche, abbiamo fatto un giro d'orizzonte, ma alle istituzioni, detto in romanesco, non gliene può fregare di meno. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto, però noi andiamo avanti.